Vai. Ecco, Tony Capozzo, Paese di Prato, è stato un onore averlo qui presso la Proloco, sotto l'esito dell'Auser e dell'Università della Libertà, a presentare l'ultimo libro, l'ultimo, come si dice oggi, l'ultima fatica, Tony, Guerra senza fine, no? Mi pare che è un vademecum un po' della tua vita, ma soprattutto una testimonianza sulle guerre di oggi e soprattutto anche dell'Ucraina, no? Sì, il titolo, c'è una lunga intervista che mi hanno fatto, il titolo è poi riferito alla mia immagine, anche se io ho fatto tante altre cose, di aver seguito conflitti per tanti anni in tanti luoghi diversi del mondo, quindi guerra senza fine. Purtroppo è riferito anche all'attualità, no? C'è un conflitto da una parte dell'Europa di cui non si intravede una fine vicina, fatichiamo a vedere una via d'uscita e quindi i punti di domanda si sono moltiplicati. Una guerra che potrebbe diventare un po' una similitudine del Medio Oriente, no? Perché bisogna vedere come succederà in America, come cambierà magari il presidente, magari questo è un sì, ci sono molte grande punto. incognite, però sai, è un po' fatto bene a dire Medio Oriente perché il Medio Oriente è forse la prima cosa da fare per puntare su una pace autentica fra israeliani e palestinesi, serve cambiare i libri di storia, perché lì in pratica il conflitto si tramanda di generazione in generazione. Sarà così anche per la Russia e l'Ucraina, probabilmente tra 2 o 3 generazioni. Dovremmo vietare i libri di storia o farli fare una commissione veramente indipendente di africani del Sudafrica, fargli scrivere a loro, perché altrimenti non fai altro che, anche quando tacciano le armi, a costruire i confini dentro l'animo delle persone. Sì, tutto non è in Friuli certamente per la domanda degli Alpini, no? Sì, gli Alpini ce l'hai nel cuore, sì. Il Friuli ce l'hai nel cuore, quindi naturalmente tornerai qui in Friuli perché insomma ti vogliamo sempre. No, è un appuntamento, sai, con gli Alpini, c'è da dire più che benvenuti Alpini, bentornati. Perché siamo una città ed è una regione insomma, che è terra di alpini e di valori alpini, anche chi è stato in marina o io ho fatto artiglieria pesante e movente campagna, però un po' alpino dentro lo sei sempre. Bene, grazie Tony che sei venuto, naturalmente ti aspettiamo ancora.